In tema di sicurezza sul lavoro, un ruolo professionale che oggi è indispensabile per garantire le adeguate condizioni per i lavoratori è la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. E proprio per approfondire la competenza e gli ambiti di operatività di questa figura, Vega Formazione ha organizzato un convegno lunedì 27 giugno presso l'Hotel West Point di Villafranca di Verona. Relatore d'eccezione, il dottor Raffaele Guariniello è tra le voci più autorevoli del Paese in tema di sicurezza sul lavoro e di responsabilità giuridiche. È un asse portante del nuovo sistema di sicurezza aziendale, però non basta che lo dica la legge, non basta che lo dicano le sentenze, devono crederci anzitutto le imprese e i datori di lavoro, perché altrimenti il sistema non funziona. Quindi noi ci attendiamo non semplicemente che gli RSPP assolvano ai loro obblighi, ma ci attendiamo che le aziende, le imprese li mettano nelle condizioni per farlo. È ancora drammatica e impietosa comunque la situazione relativa alle morti bianche, in particolar modo nel nord-est. 37 decessi nel primo quadrimestre del 2016, di cui 12 in itinere, ossia andando o tornando dal luogo di lavoro, 25 in occasione, cioè mentre i lavoratori sono intenti nel compiere la propria attività professionale. Quest'ultimo dato comunque è in diminuzione, si tratta infatti di un calo del 24,2% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. C'è però ancora molto da fare. Verona e Vicenza le province più interessate da questo punto di vista. La prima infatti è in testa a questa classifica per quanto riguarda il numero di morti. Per la precisione 6 in occasione di lavoro. La seconda invece detiene il primato di denunce per malattie professionali, 201, e di infortuni, 5.211. Da qui l'impiego di Vega Formazione nel diffondere la cultura del rispetto delle regole in tema di sicurezza sul lavoro, con l'obiettivo di invertire questa tendenza e garantire maggiore sicurezza a chi ogni giorno è impegnato nell'esercizio della propria professione. Gli infortuni mortali in particolare avvengono quasi sempre, o meglio, prevalentemente nell'edilizia. Le cause sono quasi sempre la caduta dall'alto e in definitiva quindi una non organizzazione corretta del lavoro. Fare sicurezza vuol dire organizzare il lavoro, vuol dire avere procedure di lavoro sicure, vuol dire progettare il lavoro, cioè pensarci prima di iniziare. Il contributo di Vega è quello di dare con questo convegno un'indicazione a tutti gli RSPP di quelli che potrebbero essere le corrette metodologie per l'espletamento di questo incarico, che determina chiaramente una responsabilità penale nei confronti di questo soggetto.